Il nuovo prefetto di Venezia, appena insediato, ha già cominciato a lavorare. Questa mattina si è incontrato con i vertici delle forze dell'ordine per avere un primo quadro delle priorità della provincia. Come già espresso, massima attenzione sarà posta alla crisi occupazionale, in particolare Porto Marghera, ma altre questioni sono già sul tavolo. L'utilizzo di militari che faranno il loro esordio a Venezia a partire da domani è giudicato positivamente da Lepri Gallerani, che da prefetto di Padova ha già sperimentato il loro impiego. Io ho l'esperienza di Padova, quella dei soldati è stata sicuramente positiva. Con la venuta dei militari, che sono comunque accompagnati sempre o dalla polizia, da un poliziotto o da un carabiniere, noi a Padova abbiamo ottenuto ottimi risultati. Sulle ronde tiene a chiarire la norma: i volontari dovranno agire in collaborazione con la polizia e non come espressione di ideologie. Il loro compito sarà quello di monitorare e non di intervenire, niente di più insomma di quanto già previsto dalla legge. La norma sui volontari civici è quello che loro segnalano alle forze dell'ordine, alla polizia locale e alle forze dell'ordine quelli che sono i disagi, cosa che già è insita ed è già nel nostro ordinamento. Nella duplice veste di prefetto e di commissario regionale per i nomadi, Lepri Gallerani ha inoltre giudicato positivamente la realizzazione del villaggio Sinti. Il prefetto sottolinea come la stabilità possa facilitare la scolarizzazione dei bambini ed il loro inserimento, una soluzione aspramente contestata dai residenti di Favaro Veneto, che potranno però portare direttamente a lui le proprie preoccupazioni. Il nuovo prefetto si è infatti detto disponibile ad ascoltare